In diretta dalla sede della Protezione Civile del Veneto per la sintesi di quanto emerso durante la conferenza stampa del Presidente Luca Zaia. Il Veneto è già pronto per iniziare a vaccinare anti-Covid, ma in Europa c'è attesa per la validazione obbligatoria EMA, che in Gran Bretagna, in quanto fuori dall'Europa, non è più necessaria. Infatti a giorni inizieranno a vaccinare. Il Presidente Zaia si chiede come mai l'Europa debba essere sempre ultima. Il vaccino che non sarà obbligatorio resta l'unico strumento, ha detto Zaia, per uscire definitivamente da questa epidemia. Voi capite che il vaccino resta veramente l'approdo sicuro. A questo punto non abbiamo altre soluzioni. Piano, ma comunque noi siamo pronti per questa campagna vaccinale. Considerate che arriva in un momento nel quale, ve l'ho detto anche ieri, ci ritroveremo Covid, poco o tanto non lo sappiamo, stiamo parlando di gennaio, ci ritroveremo il virus influenzale, se Dio vuole con la mascherina un po' lo placheremo, e poi avremo la più grande campagna vaccinale della storia. Sulla obbligatorietà, io vi ho sempre detto che dovrà essere volontaria, però vi ricordate quando qualcuno sorrideva quando io dicevo guardate che avremo tutti il passaporto sanitario? E qualcuno ha detto, questo qua magari sta pensando agli animali, a qualcosa. No, guardate che avremo tutti un passaporto sanitario rispetto a questa formula di vaccinazione. I contagi sono sempre stabili, 3.000 unità al giorno, con una pressione notevole negli ospedali. Più di 3.000 sono i ricoverati in regione, 330 le persone che si trovano in terapia intensiva. Per quanto concerne il confronto tra Stato e Regioni per l'elaborazione del nuovo DPCM, non c'è nessuna bozza di documento ancora disponibile per la discussione. Per Zaia il giallo non deve essere comunque un alibi per gli assembramenti che restano vietati e il lockdown di Natale sarebbe una sconfitta sociale perché la salute pubblica va coniugata anche con le difficoltà economiche. Il Veneto ha già presentato ed è stato pubblicato nel BUR la lista dei desiderata per il Recovery Fund, infrastrutture nell'elenco appunto delle cose da fare con questi soldi, e tra queste infrastrutture è previsto anche l'ospedale di Padova. Sarà principalmente un fallimento sociale, perché se arriviamo al lockdown, a me sono concesso che ci arrivi una sventolata di virus da paura, perché ci vuole anche fortuna con questo virus, ma se dovessimo arrivare al lockdown semplicemente perché nessuno di noi rispetta le regole, penso che sia il fallimento sociale totale, no? Cioè vuol dire che non siamo più una comunità, ma io immagino che i veneti abbiano ben chiaro che dobbiamo stare molto attenti. Dopodiché dico anche che questa partita va gestita con attenzione, perché se è vero che c'è chi parla di lockdown, c'è anche chi non riesce più a sbarcare il lunario, quindi bisogna cercare di avere una, come si può dire, attività operative e nel rispetto delle regole. Questo è quello che mi sento di dire.